patetica, favolosa. È la storia che ci raccontarono a Santo Lussurgio. Ed eccola qui la protagonista, così fragile e così preoccupata della nostra presenza. Avevamo invaso, anche se con una certa titubanza, la sua casa, ma volevamo che ci raccontasse lei stessa la sua storia. Il suo dramma era costituito dalla lettera E. Questa storia della E è stata proprio un tormento. Io volevo imparare questo alfabeto per poter scrivere a mio figlio che sta in Svizzera come emigrante. Tutte le vocali io le sapevo fare, ma la E non riuscivo proprio ad acchiapparla. Una sera sono andata a letto preoccupata di come potevo fare per questa E. Ho chiuso gli occhi e nel buio mi è apparsa una E grande, grande e lucente come un fuoco artificiale. Allora, tutta la notte ho passato un dito su questa luce e non ho più uso candela d'occhio. Stamattina quando sono andata a prendere verdura ho provato a disegnarla per terra con un bastone e ho visto che veniva anche se un po' storta. Poi ho provato con un po' di gesso, perché con la penna avevo ancora paura. E finalmente la sera a scuola sono riuscita a scrivere sul quaderno questa E, che non era poi tanto terribile. Nei dintorni di Sassari, in fondo a una stradina che sembra tracciata dalla fantasia, c'è una chiesa solitaria e remota come il paesaggio che la circonda. È la Basilica di Saccargia, uno dei più pregevoli monumenti dell'architettura medievale sarda, ispirata all'arte romanico-pisana del 200.
chiamo Agostino e sono figlio di una serva. Io non sapevo cosa fosse l'odio. L'ho imparato un mese fa. Stavo giocando con i miei compagni quando la padrona di mia madre mi chiamò. Così comincia un racconto della Gallura, che noi ci siamo limitati a trasportare fedelmente in immagini.